La legge è quella di sempre, quella che dice ad un migrante irregolare su un foglio vai via. È cambiato solo il fatto che anche i migranti economici, cioè quelli che attraversano il Mediterraneo per motivi economici, ma non stanno scappando da guerre e persecuzioni politiche, anche quelli, ma solo in un primo momento, vengono accolti, poi foglio di via. Ovviamente lo Stato si aspetta che tornino a casa, ovviamente. Più realisticamente scappano al nord per raggiungere amici e parenti ed inseguono il sogno di una vita migliore. Ma dicevamo che adesso, prima del foglio di via, anche loro vengono accolti, devono fare la quarantena. E siccome siamo in tempi di Covid, oggi la quarantena si fa a 5 stelle, cioè a bordo delle navi da crociera prestate al caso. In tempi di pandemia, non avrei lavorato con i turisti, pazienza. Lo Stato mi paga anche di più, ospitando i migranti. Migranti che poi scesi a terra vengono lasciati liberi di andare via se sono economici. Invece, se sono migranti irregolari, proseguono il loro soggiorno in Italia, all'interno dei centri d'accoglienza. Una storia vecchia, la legge esiste da tempo, solo che la nota un po' scordata sta nel fatto che la musica in Italia è cambiata. Coronavirus si traduce in restrizioni delle libertà personali. Zona arancione per un siciliano significa non posso spostarmi da un comune all'altro ed un cittadino qualunque esso sia dalle 22 in poi è chiuso, barricato a casa. Scusate, ho detto cittadino. Il migrante che scende dalla nave quarantena e sbarca a Porto Empedocle è libero di circolare con un foglio di via in mano, può arrivare ad Agrigento ed andare un po' dove gli pare.